Il bello dell'Alzheimer è dimenticare di averlo. È la frase di una canzone. Con questo cominciamo. Mi accarezza quando sono stanco e mi chiama col nome di mio fratello. Mi aspetta a casa cucinato un altro piatto, sbaglia le parole e si rifugia nel dialetto. Alla fine una bimba con rughe sulla mano bruciava i pensieri mentre stava sul divano. Mi raccontava storie di cui aveva già parlato, ma non fa niente, io lo stesso l'ascoltavo. Il bello dell'Alzheimer, dimenticare di averlo, vedersi senza manco riconoscersi allo specchio. Io vorrei accendere tutto ciò che si è spento e dargli un'altra vita provando a fermare il tempo. Un bastone a letto l'accompagnerà, sente la solitudine, non più i nipoti. A terra un solitario che non finirà, per paura di volare insieme a una donna di fiori. T'abbraccerò così che tu non possa andare via. E inizia così la nostra puntata di Focus di oggi, dedicata al tema dell'Alzheimer. Vorrei accendere tutto quello che si è spento, recita il testo di questo pezzo, eseguito da un giovanissimo LDA che appunto ha dedicato a questo argomento una sua canzone. Molto spesso l'Alzheimer viene un po' romanzato, viene tradotto nelle canzoni, nelle pellicole, e c'è quel po' di romanticismo che poi finisce sempre con un abbraccio che cura. Chi passa da certe esperienze purtroppo di romanticismo ne vede decisamente poco. Parliamo di questo, parliamo dell'Alzheimer, parliamo della prevenzione dell'Alzheimer, la possibilità che abbiamo di prevenirlo, ma parliamo anche degli orizzonti che concernono la cura, laddove appunto la farmacologia va a braccetto con tutte le altre discipline mediche che sono collegate a questa patologia. Do il buon pomeriggio al professore Filippo Caraci, che ritorna a farci compagnia, ordinario di farmacologia di Unicity. Grazie professore, grazie a voi. Estremamente legato all'argomento, al tema e a quelle che sono le nuove frontiere di cura. In collegamento con noi c'è il dottore Mario Santagati, che saluto, responsabile della prevenzione linea 11 dei disturbi cognitivi e demenze dell'ASP3 di Catania. Buon pomeriggio dottore. Buonasera a voi. E con una, mi permetta di dire, un'esperienza clinica nell'argomento, per avere avuto a che fare veramente per tanti anni della sua vita con l'esigenza di arginare, no? L'esigenza di far fronte da un punto di vista comportamentale, ma anche da un punto di vista di quelli che erano ovviamente i sintomi gravi, e quindi da curare con i farmaci che non erano cura, ma erano soltanto ovviamente l'arginare i sintomi. L'ha avuto a che fare per tantissimi anni, no? Quanti? Me lo dica, così ci facciamo un'idea. Sì, sono praticamente più di 20 anni che mi occupo di demenza. Sono da 2 anni a questa parte. Sono passato a occuparmi di psichiatria in maniera più specifica, ma la demenza, la gestione della demenza è sempre rimasta tra le mie corde, diciamo, tra i miei desideri di cura. Allora, andiamo subito a definire il campo, perché il tempo è tiranno e non ci darà la possibilità forse di essere esaustivi. Partiamo dal dire intanto che cos'è quello che viene considerato dall'OMS come una priorità mondiale di salute pubblica. Che cos'è, dottore Santagati, questo Alzheimer? Ma l'Alzheimer, io direi, per arricchire un po' l'argomento, le demenze sono delle sindromi cliniche complesse che sono caratterizzate da una serie di sintomi cognitivi che, diciamo, riguardano soprattutto la memoria, ma non solo questa, l'attenzione, la capacità di orientarsi spazio-temporalmente, le funzioni esecutive che vengono progressivamente perse nel tempo nei nostri pazienti. Oltre a questi si aggiungono una serie di sintomi che non sono cognitivi, ma noi definiamo comportamentali, che ovviamente vanno a aggravare, addirittura molto ad aggravare il caso
della demenza, soprattutto se noi la riguardiamo come fenomeno non solo personale, ma soprattutto familiare. Resta una patologia da anziani, mettiamola così, l'1-2% di incidenza a 65 anni che balza al 30% quando di anni se ne hanno 85. Sì, esatto. Abbiamo una percentuale di aumento che ogni 5 anni raddoppia, quindi una prevalenza che raddoppia ogni 5 anni, partendo dall'1-2% e poi aumentando ogni 5 anni di vita. 7,7 milioni di casi, di nuovi casi ogni anno. Stiamo parlando di un dato nel mondo. È un fenomeno in crescita comunque. Perché è in crescita? È un fenomeno in crescita per tutta una serie di motivi. Prima di tutto per la crescita dell'età media, che ovviamente è aumentata notevolmente in questi ultimi decenni, ma anche per tutta una serie di fattori che influiscono sulla demenza, perché l'eziopatogenesi di questo disturbo, e magari lo vedremo più approfonditamente col professore Caraci, non è un'eziopatogenesi semplice, ma è multifattoriale. Vogliamo definire questa cosa dell'eziopatogenesi. Voi dovete avere, come dire, la bontà di fare arrivare al nostro pubblico in modo quanto più chiaro, esplicativo possibile. Sì, possiamo dire. L'eziopatogenesi è il motivo per cui viene a presentarsi questa patologia. Per tanti anni la patologia è stata definita proprio per l'aumento di una sostanza che si chiama inerte, che si chiama sostanza amiloide, mentre pian piano si è capito che non si tratta solamente di questo aspetto, ma ci sono tanti altri aspetti che riguardano la neuroinfiammazione, riguardano tutta una serie di altre patologie organiche che non riguardano il cervello ma che influiscono sul cervello, o riguardano anche disturbo depressivo, soprattutto quando questo viene presentato per la prima volta nell'età adulta, oltre 65 anni, che influiscono e contribuiscono alla formazione appunto di questa sindrome. Ecco, andiamo al professore Caraci a proprio scandagliare tra i fattori di rischio e quelli che poi diventano anche fattori molto importanti, che sono quelli di prevenzione. Esatto. Grazie, no, la domanda è importante, già in buona parte risposto il dottore Santagati. Noi come ricerca, come neurofarmacologi, ci dobbiamo chiedere quali sono quelle cause complesse che portano a morte i neuroni colinergici, questi neuroni che sintetizzano l'acetilcolina, che sono quelli che poi sottendono memoria, funzioni cognitive. Okay. Non è un processo veloce, è un processo lento, sì. È un processo che avviene attraverso un valore soglia raggiunto pian piano con vari fattori di rischio. Non molti sanno che oltre alla depressione, che certamente è un fattore di rischio per la malattia di Alzheimer, anche il diabete di tipo 2, l'insulinoresistenza, che prima è periferica e poi può diventare centrale, è un fattore di rischio per la malattia di Alzheimer. Dobbiamo immaginare la malattia di Alzheimer come l'evento finale di un processo longitudinale complesso che è iniziato molti anni prima. La stessa beta-amiloide, oggi sappiamo che gli oligomeri di beta-amiloide, parola apparentemente anche lì complessa. Lo sa, io salto dalla sedia. Facciamo una semplificazione. È stranissimo che una proteina come beta-amiloide, che singolarmente, come monomero, come singolo pezzo, addirittura sostiene il nostro funzionamento nervoso. In questo momento io non potrei parlare e sostenere la mia plasticità sinaptica senza il monomero di beta-amiloide, ma quando invece si aggrega, ecco che può causare dei danni. Ma non basta beta-amiloide, c'è anche la neuroinfiammazione, l'attivazione di cellule microgliali, lo stress cronico. Se ne parla poco, stress cronico e depressione e malattia di Alzheimer. Ma anche, ripeto, l'insulinoresistenza, quest'ultimo è un aspetto che va citato nella logica di immaginare strategie di prevenzione secondaria, cioè noi non abbiamo ancora oggi farmaci, ne parleremo dopo, che bloccano la malattia, ma se lavoriamo sui fattori di rischio, come abbiamo fatto per l'infarto del miocardio, forse possiamo rallentare. Allora, cosa possiamo fare? Ha utilizzato questo termine, fattori di rischio, che evidentemente fanno parte anche della prevenzione primaria, giusto dottori? Fatemi un cenno. Certo, ok. Certo. Assolutamente sì. Allora, qualcosa che noi possiamo fare per noi stessi o per le persone che ci sono accanto. Facciamo un elenco. Dottore Santagati. Allora, ci sono alcuni fattori di rischio che sono particolarmente importanti perché
sono dei fattori di rischio modificati. Ok. Cioè, se io intervengo su questo tipo di fattori, quali sedentarietà, obesità, fumo di sigaretta, pochi contatti sociali, scarsa istruzione, questo un po' di meno, però diabete, ipertensione e soprattutto, per esempio, ne prendiamo una a casa, l'ipoacusia. L'ipoacusia è uno di quei fattori di rischio che è stato dimostrato che correggendola noi possiamo intervenire su come fattore protettivo. Ah, cioè Quindi l'ipoacusia potrebbe anche essere Sì. un segnale di Non un segnale, no, che è un favorisce. fattore di rischio. un perché fattore di l'ipoacusia- rischio. Certo. Ok. Mi perché perdoni, posso l'ipoacusia- tornare indietro solo un attimo perché io voglio chiarire i punti. Lei ha parlato tra le altre cose anche della scolarizzazione, mi pare. Sì. Ok, sì. perché? Perché andare a scuola, Perché- studiare, allenamento? Non solo il No. allenamento, aumenta quella che noi chiamiamo la riserva cognitiva. Ok. Quindi ci permette poi, quando ne abbiamo bisogno, perché si riducono le cellule nervose attive, le cellule Ok. adeguatamente, ci aiuta a trovare delle soluzioni e a trovare appunto una via alternativa per non arrivare appunto al disturbo cognitivo più Attività conclamato. Ma quindi l'allenamento Sì. mentale, così come quello fisico, Sì, diceva sì. anche il professore, Sì. possono anche aiutare in questo senso a non arrivare lì. Assolutamente. Sì, si utilizzano anche, questo si utilizza anche nella riabilitazione cognitiva che noi facciamo nei nostri servizi come fattore di prevenzione terziario, cioè quando si è già fatto una diagnosi, si è già classificata come demenza e per non aumentare la progressione cerchiamo di rallentarla con i mezzi che abbiamo. La riabilitazione cognitiva è una di queste. Ok, andiamo adesso a un altro punto. Questo è ciò che noi possiamo modificare, giusto, dottore Santagati? Quindi noi possiamo intervenire, L'attività fisica. ecco, sullo stile di vita, sul nostro modo di Omega rapportarci. Possiamo anche magari arrivare più tardi alla malattia se conduciamo un certo stile di vita, potrebbe essere? Sì, sì, Ok. assolutamente. Poi ci sono altri fattori. Allora, per completare l'attività fisica, per esempio in passato abbiamo dato sempre più peso al fatto che una certa attività aerobica, anche 30 minuti al giorno, può sostenere il rilascio dalla periferia verso il centro di fattori neurotrofici che aiutano il nostro cervello. Tra questi BDNF, TGF, beta 1, perché lo dico? Perché l'approccio deve essere olistico, complesso, anche la dieta, la ricchezza di omega 3 nella dieta. Noi avevamo una ricchezza nella nostra dieta mediterranea che abbiamo Il perso. nostro pesce azzurro. Assolutamente sì, è un fattore di prevenzione importante. Bene, fattore di prevenzione. Un'altra cosa molto importante, io poco fa erroneamente ho parlato di un segnale, ho parlato di campanello d'allarme, no? Invece questa cosa evidentemente fa parte della possibilità di fare una diagnosi. I campanelli d'allarme aiutano invece a fare delle diagnosi che possono arrivare in modo, diciamo, abbastanza precoce, utilizzando quelli che in modo dotto e giusto il professore mi dice biomarcatori. Che cosa sono e se questa cosa può aiutare in qualche modo a scoprire per tempo la malattia o in modo, diciamo, utile a poter porre qualche argine? È una domanda importante questa, perché ci consente di spiegare un passaggio critico. Se è vero che la malattia, nella sua espressione clinica ben descritta dal dottore Santagati, è caratterizzata da un disturbo della memoria, è vero che l'accumulo di alcune proteine, compresa beta-amiloide, avviene da 10 a 12 anni prima dell'arrivo in ambulatorio. Quindi noi teoricamente e anche praticamente la possiamo dosare assieme alla proteina tau e altre proteine. Un tempo pensavamo solo nel liquor, quindi puntura lombare, non facilissima da fare, un po' invasiva. Adesso abbiamo la novità dei biomarcatori plasmatici che in diversi centri di ricerca e non solo si possono dosare, quindi si può attraverso un banale prelievo di sangue, come quello che si fa per un emocromo, separare la frazione plasmatica e su quella dosare queste proteine che si accumulano, ripeto, a volte diversi anni prima che arrivi il disturbo cognitivo. Rimane però necessario, lo dico e lo accenno, poi lo svilupperà sicuramente l'amico e collega il dottore Santagati, che la valutazione neuropsicologica, la valutazione psicometrica, lo studio delle funzioni cognitive deve diventare un fatto culturale, cioè il misurare il funzionamento della memoria
parallelamente a un processo di invecchiamento, non trascurarlo. E però, ripeto, io da farmacologo dico che i biomarcatori plasmatici rappresentano soprattutto una grande occasione per lavorare sui soggetti con fattori di rischio e fare una diagnosi precoce, perché senza diagnosi precoce non ci sarà mai terapia precoce. Allora, dottore Santagati, ci chiedono, ma il fattore di dimenticare delle cose recenti è già un campanello d'allarme per l'Alzheimer o in realtà è un'esagerazione? Ma il fatto di dimenticare delle cose recenti in effetti è un sintomo, ma da solo non si può isolare il sintomo e con un sintomo da solo definire una patologia o una sindrome che è così complessa. È assolutamente da valutare, quella possibilmente può essere considerata una diciamo, sensazione soggettiva di un disturbo cognitivo. È sicuramente da attenzionare, è sicuramente da valutare, ma non è ancora una vera e propria sindrome, non è ancora neanche un disturbo cognitivo lieve, un mild cognitive impairment, così come viene chiamato nelle definizioni ufficiali. Ecco. Quindi è importante avere chiara la possibilità di fare uno screening. Ma quando dobbiamo rivolgerci a un medico che si occupa, a lei per esempio, che per tutta la vita si è occupato di questo argomento, quando dobbiamo bussare alla porta dello psichiatra, che in quel caso può dare anche i giusti farmaci per un po' allineare il comportamento, insomma per arginare il comportamento, ricordiamolo, non per curare purtroppo, quando? Ma intanto c'è da dire che le professionalità che si occupano della diagnosi e della terapia della demenza e della malattia d'Alzheimer in particolare non sono solamente lo psichiatra, anzi fondamentalmente è il neurologo, lo psichiatra e il geriatra, tutti e tre, ma io aggiungerei anche è fondamentale la presenza del neuropsicologo perché ci aiuta a classificare il problema. Bene. È chiaro che bisogna rivolgersi ad un centro specialistico perché la specializzazione non fa competenza. Nel senso, se io sono psichiatra non è certo che so occuparmi di demenza. Anche qua è importante la casistica che ogni specialista ha affrontato nella sua vita, nella sua carriera. Per cui è importante rivolgersi a un centro specialistico. Dico questo perché l'ASP di Catania da diversi anni, dal 2017, ha creduto ed ha ascoltato la voce degli specialisti che si occupavano di questo aspetto sul territorio ed ha creato un'unità operativa multidisciplinare, specifica, centro Alzheimer e psicogeriatria. Dico perché è stata la prima tra le province siciliane, ma devo dire anche nel sud d'Italia non è molto sviluppata questa possibilità, e si prende in carico non solo il paziente, ma anche e soprattutto la famiglia. Lei poco fa parlava di un numero di casi che in Italia, nuovi casi in Italia di 1.100.000 persone all'anno. Questo numero lo deve moltiplicare almeno per 3 perché il paziente con Alzheimer ha sempre un caregiver, se non due. Certo. Quindi è sempre, per cui non può il essere nucleo deve essere coinvolto in questa multidisciplinarità, giustamente, che lei stava spiegando. Assolutamente sì. Certo. Sì. Allora, tra l'altro su Catania mi aiuta, mi dà il gancio perfetto, perché lo riportiamo subito a quello che è il lavoro dell'ASP di Catania. Su 1.074.089 abitanti si stima una prevalenza di demenza di 16.331 casi. Stiamo parlando di un 7,5% della popolazione di riferimento, che è un dato altissimo, sì, no? Tutto il cibo Livia. Sì, è un dato altissimo, ma è un dato purtroppo abbastanza reale, anche se è una stima, perché consideriamo che il 7,5% delle persone over 65 può andare incontro
a disturbi cognitivi Esatto. e evolvere quindi in sindromi dementizie. Allora, tante delle cose che abbiamo detto fanno parte già, come dire, di uno scenario, non dico del già detto, perché chiaramente abbiamo parlato ovviamente anche di queste analisi che si possono effettuare per scoprire appunto la possibilità di avere la malattia. Vogliamo cercare con questa puntata, e siamo praticamente quasi mancano pochi minuti alla chiusura, vogliamo segnare una strada di speranza che deriva proprio dal lavoro della farmacologia, no? E quindi è qui che andate a braccetto, che diventa fondamentale, no? Questo vostro parlare oggi insieme. Lo facciamo tra pochissimo perché una strada sembra esserci, con alcune difficoltà, ma sembra esserci e ce ne parleranno tra pochissimo. Ci fermiamo, una pausa e ritorniamo. Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus oggi dedicata all'Alzheimer, prevenzione e cure. Usiamola questa parola cura perché finalmente forse la possiamo utilizzare. Vado prima un attimo, professore, dal dottore Santagati che tanti farmaci ha prescritto ai suoi pazienti, naturalmente coadiuvato con la presenza dei vari caregiver, figli, nipoti e chi più ne ha più ne metta, farmaci che dovevano essere, chiaramente avevano un ruolo ben preciso, no, dottore Santagati, che dovevano aiutare nella gestione di quel malato. È una cosa diversa dalla cura, specifichiamolo. Sì, perché in effetti sulla progressione della malattia di Alzheimer dal punto di vista cognitivo si può fare ancora oggi molto poco. Si riesce a fare qualcosa nella gestione dei disturbi del comportamento, si riesce a fare molto sulla gestione dei disturbi del comportamento e questo ovviamente è un fattore importante, ma la sfida oggi è, per dare un aggancio a quello che dirà il professore Caraci, sta proprio nell'essere pronti come servizi territoriali a poter iniziare una terapia in una fase appunto precoce di malattia. Per far questo dobbiamo essere pronti a fare diagnosi, ma non solo con i mezzi che abbiamo. Quello che diceva il professore Caraci è fondamentale, nel senso l'aspetto della valutazione plasmatica del dosaggio della sostanza amiloide è fondamentale per il futuro, per quello che è un servizio territoriale come quello per esempio dell'ASP, con i mezzi che ha a disposizione può intraprendere o iniziare una terapia con dei farmaci innovativi che se non hanno che se non vengono utilizzati in un determinato periodo della patologia non sono in grado di modificare l'evoluzione della stessa. Quindi cosa bisognerebbe auspicarsi? Cioè che ci fosse una sorta di piano di prevenzione con delle analisi specifiche da poter condurre a prescindere da, non so, adesso io non lo so, la familiarità se ha un rilievo, se non ce l'ha. Non questo tappeto, perché c'è un rischio di falsi positivi eccessivo e andremo ad allargare troppo il campo. Allora con quale tipo di criteri? Deve essere sempre mirato, deve essere almeno un aspetto soggettivo di disturbo cognitivo o un disturbo cognitivo lieve per poter intraprendere tutta una serie di valutazioni che in parte noi già facciamo, la neuropsicologia, il neuroimaging lo facciamo, ma sappiamo che questo non basta. Va bene, dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo rendercene conto noi o chi ci sta vicino in qualche modo è bene che ci spinga quando vede qualche segnale. Esatto, questo è un altro aspetto importante. Andiamo subito, scusi dottore, la blocco perché dobbiamo assolutamente capire qual è la nuova frontiera in ambito farmacologico. La nuova frontiera in ambito farmacologico in questo momento è costituita da dei farmaci anticorpi monoclonali, sono delle proteine che sono in grado di legare proprio gli oligomeri di beta-amiloide e che sembrerebbero dai dati preliminari, dalle prime approvazioni dell'FDA, dell'organo dell'ente regolatorio americano, in grado di rallentare la malattia. Come ho già detto prima, però bisogna pensare a una popolazione a rischio. Allora io capisco che chi ascolta si chiederà ma per chi sono questi farmaci, ammesso che stanno funzionando a 18 mesi, quindi 18-24 mesi, tempi lunghi per capire l'efficacia, per intervenire su quei biomarcatori che dicevo. Parliamo di popolazioni specifiche.
neurologiche, cioè soggetti che hanno un declino cognitivo lieve, cioè che a una valutazione neuropsicologica hanno mostrato un deficit chiaro e misurabile, che hanno i biomarcatori positivi e che quindi poi dovranno essere presi in carico per i servizi, sperando che questi farmaci approvati da FDA vengano poi approvati dall'ente regolatorio europeo EMA e quindi poi con procedura centralizzata da AIFAT e tutti gli altri enti. La speranza non è che solo l'anticorpo anti-beta-amiloide blocchi la malattia, perché ancora ho già detto, e lo dico da ricercatore che si è occupato di beta-amiloide per più di 20 anni, non possiamo pensare che è solo quello la causa dell'Alzheimer, quindi abbiamo anche il problema dell'insulinoresistenza. Si sa per esempio che gli antidiabetici di terza generazione, mi riferisco a farmaci come l'iraglutide, per esempio dulaglutide, sono in grado di intervenire sull'insulinoresistenza, quindi anche i diabetologi, gli internisti, i geriatri, si deve lavorare tutti insieme, il farmacologo, il neurologo, lo psichiatra, in un'equipe multidisciplinare per individuare questi soggetti a rischio, su cui iniziare delle terapie sequenziali in cui c'è l'anticorpo monoclonale e sicuramente avrà dei costi, però la logica deve essere un po' quella che è già applicata in ambito oncologico, cioè dobbiamo studiare i biomarcatori prima che il processo sia troppo tardi per intervenire come target. Ecco, il target deve essere individuato col biomarcatore ma precocemente trattato. Ma io oggi, come cittadino privato, posso diciamo, effettuare questo tipo di analisi su mia scelta, su mia iniziativa? È sensato? Allora, non ancora. No. Perché il biomarcatore plasmatico non è stato completamente validato, solo nei centri di ricerca, per esempio questo processo in corso all'oasiditroina, l'irxoasiditroina, in collaborazione con l'Università di Catania, è in corso in molti IRCS e in molti centri di ricerca e tutti i servizi territoriali dovranno presto avere a disposizione, in aggiunta alla valutazione neuropsicologica, l'analisi di questi biomarcatori, perché altrimenti si rischia di arrivare col farmaco approvato e poi per screenare i pazienti che hanno il declino cognitivo lieve ma devono anche avere questi biomarcatori positivi per iniziare il trattamento, non si potrà iniziare, ci vorranno almeno ancora 2 anni, ma possiamo dire che c'è una ragionevole speranza dopo tanti anni di tristezza in cui non si vedeva nessun farmaco in grado di arrestare il decorso della malattia, di rallentarlo. Allora, chiariamo, noi parliamo quindi di farmaci che rallentano, sì. Quindi le famose lucine spente, se si spengono, non si possono più riaccendere. Sì, dobbiamo anche però dire che dobbiamo utilizzare al massimo tutte le risorse disponibili. Però dico, per capire questi farmaci, che tipo di farmaci sono? Sono farmaci che aiutano a rallentare. Sì, una patologia che ha un decorso di 12 anni con un farmaco si dice disease modifying, con un anticorpo monoclonale potrebbe essere rallentata fino a 18-19 anni, il che significa anche aumentare la qualità di vita, perché poi un farmaco questo deve fare alla fine, deve impattare sulla qualità di vita dei singoli e sulle famiglie che hanno il carico addosso. E quindi insomma viva la prevenzione, dottore Santagati, perché mi pare che tutto parta da lì, quindi la necessità di fare prevenzione primaria, prevenzione secondaria, riuscire a sapere per tempo se ci sono nel nostro sangue, sì, a questo punto quei fattori che parlano di malattia, di demenza, ok? E poi avere la possibilità di usufruire di questi rallentamenti. L'ho detto come una cittadina qualsiasi. Grazie. Ed è quello che vogliamo cercare di trasmettere a tutte le persone che vivono quello che, permettetemi di dire, per le famiglie diventa davvero un dramma complicato da gestire in tante occasioni, quindi grazie anche dottore Santagati perché ci ha spiegato anche che l'ASP di Catania in questo senso va incontro, no, a quelle che sono le problematiche di queste famiglie intere. Perché appunto le famiglie, lo diciamo sempre, hanno bisogno tanto quanto il malato. Assolutamente sì, grazie a voi. Grazie, io purtroppo non ho più tempo, vi ringrazio tanto e spero di poter riaprire questa pagina con buone notizie, con pareri dell'EMA e poi dell'AIFA, approvazioni, progetti per far sì che comunque questa grave malattia del nostro tempo, sempre in crescita, possa essere arginata e rallentata quanto più possibile. Grazie professore Caracci e grazie dottore Santagati. Grazie. Il nostro focus tornerà naturalmente domani alle 14:30. Buon pomeriggio.